L'era digitale che sta investendo il mondo porta con sé grandi opportunità e grandi rischi di cui tenere conto, un tema al quale guarda Comprendere per cambiare, il ciclo di alta formazione per imprenditori, i loro familiari e collaboratori, promosso da Assindustria Veneto, che ha visto la sua ultima tappa a Treviso dal titolo Da uno a tutti, da tutti a uno. Questa è la rivoluzione digitale, alla presenza di numerose imprese e ospiti di grande rilievo, personalità della cultura, dell'economia, del giornalismo e della scienza, con la partecipazione straordinaria di Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato della Pirelli. In Italia ci sono competenze, manca a livello europeo ma anche a livello italiano una struttura organizzata che cerchi di valorizzare al meglio tutte queste opportunità che diventano opportunità di nuovi mestieri. Qualcosa sta avvenendo, alcune università si sono mosse per tempo nella giusta direzione, bisognerebbe dare un impulso maggiore a tutto il Paese in questa direzione. Un grande contenitore all'interno del quale ci sono stati diversi incontri con argomenti, testimoni e tecniche di coinvolgimento accomunati da un'unica finalità: aiutare gli imprenditori e i loro collaboratori a comprendere i nuovi cambiamenti e come praticarli nelle loro imprese. 48 incontri tra Padova e Treviso, con più di 9.000 partecipanti e 90 relatori, tra i quali imprenditori, artisti, manager, docenti universitari e tanti altri, all'insegna dello scambio di esperienze e nuovi modelli di organizzazione e valorizzazione delle competenze in una società sempre più complessa, globale e connessa. Le nostre imprese stanno lavorando affinché il digitale diventi effettivamente una grande opportunità come lo è. Da questo punto di vista Assindustria Veneto Centro ha dedicato tutto l'anno 2019 appunto al tema del digitale, considerandolo uno dei temi importanti e non il solo. Comprendere per cambiare rappresenta un bell'esempio del valore della condivisione delle buone pratiche di Treviso e di Padova in Assindustria Veneto. Infatti, le tante piccole e medie imprese che hanno battuto la crisi sono quelle che hanno avuto il coraggio di cambiare, di proiettarsi a scala internazionale, personalizzando il prodotto o servizio in modo inimitabile. Saper offrire idee e strumenti originali per intraprendere e affrontare il cambiamento rappresenta un valore per la competitività non solo delle imprese, ma per un'intera comunità che vuole crescere, guardare con fiducia il proprio futuro, innovare ed essere attrattiva come quella tra Padova e Treviso. Non va bene assolutamente non pensare, non guardare alle imprese per aiutare in quelli che sono gli investimenti, non va bene per esempio non sostenere l'innovazione. Stiamo qui oggi per comprendere, per cambiare, noi ci stiamo mettendo in discussione. Qual è la prima discussione che noi dobbiamo fare? A partire da noi stessi. È una grande innovazione, investire nelle persone, investire nel sapere. Io dico solo che se il Paese non è attrattivo, non lo sarà per le nostre imprese e non sarà neanche per le imprese che vengono da fuori e non lo sarà neanche per i nostri giovani. Noi dobbiamo investire sulla persona e sui nostri giovani e siamo qui oggi comprendere per cambiare, per mettere in discussione noi stessi, ma per essere da stimolo anche per il territorio che si metta davvero in discussione.